Padova incontra la Cina. Si apre per 2 giorni qui nella città del Santo una sorta di via della seta, incentrata sulla conoscenza e lo scambio delle tradizioni tipiche locali e la mediazione volta a tessere nuove relazioni commerciali. L'iniziativa si apre in pompa magna, come in una grande festa, con 2 leoni che danzano al suono del tamburo per le vie del centro, da Palazzo Moroni sino al Centro Culturale Altinate San Gaetano, fulcro dell'evento. A scortarli un corteo in abiti antichi cinesi e molti curiosi, senza dimenticare le svariate TV giunte direttamente dal Sollevante che seguiranno le varie fasi dell'evento. A salutare ed aprire l'iniziativa ci hanno pensato il console generale cinese Song Seufeng e l'assessore Colasio per fare gli onori di casa. 这次活动是中国驻米兰总领馆和帕多瓦市政府共同策划联合举办。 Questa iniziativa è progettata e promossa insieme sia dal Comune di Padova che dal Consolato Generale della Cina di Milano. 意在促进中国对帕多瓦的了解，促进帕多瓦对中国的了解，促进帕多瓦和中国关系的发展。 L'obiettivo è quello di promuovere la conoscenza reciproca tra Padova e la Cina e promuovere ulteriormente la collaborazione tra Padova e la Cina. 这次活动呢，会包括今天的开幕式，还有文化展演，还有我们的这个义卖，包括明天的义诊以及“一带一路”论坛。 Questa iniziativa comprende le esposizioni culturali che abbiamo visto oggi, la vendita di beneficenza, anche il forum che avrà luogo domani. 义卖所得将用于当地博物馆画作的修复。 Il ricavato di vendita di beneficenza sarà donato al restauro di dipinto di musei civici di Padova. 总之。 总之，这次活动是我们友谊的象征。Questa iniziativa, questa serie di attività è il simbolo della nostra amicizia. 是我们合作的象征。 È il simbolo della nostra cooperazione. 也是我们的关系进入新阶段的象征。 È il simbolo della nostra amicizia, del nostro rapporto entrato in un nuovo periodo. 祝咱们的活动圆满成功，也祝各位万事如意。 Auguri per questa iniziativa, auguri per tutti voi. Grazie. 谢谢大家。大家好。Il nostro comune ha aderito con grande piacere alla proposta del Consolato cinese di Milano di realizzare questo importante evento Padova incontra la Cina. 帕多瓦市政府非常高兴能够配合领事馆倡议的此次活动，帕多瓦相遇中国。 Un evento che si svilupperà per 2 giorni all'interno del Centro Culturale San Gaetano, coniugando iniziative di carattere più specificamente culturale con altre più focalizzate sull'interscambio economico fra le nostre 2 realtà. 本活动 Tra oggi e domani si susseguiranno meeting, visite, in particolare all'Interporto, ed eventi per le imprese. Al termine dei lavori sarà firmato un memorandum di collaborazione tra Padova, il Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale e l'Associazione delle imprese cinesi in Italia. Sfiscia Channel News, Padova.